Abbiamo anche quest'anno messo a disposizione importanti risorse per il mondo della pesca sportiva, in particolar modo per tutte le associazioni di pesca dilettantistico-sportiva. Oltre 800.000 euro, ricordiamo che sono risorse che sono dei pescatori perché derivano dalle licenze di pesca che ogni pescatore paga e ci permettono di svolgere attività importantissime per la tutela della fauna ittica, per il controllo del bracconaggio e per la possibilità di gestire e preservare i nostri corsi d'acqua, i nostri fiumi. Devo sottolineare il ruolo di straordinaria importanza del mondo delle associazioni di pesca sportiva che lavorano insieme alla Regione Veneto nella gestione di importanti tratti dei nostri corsi d'acqua per i ripopolamenti e per l'attività di guardiania e di contrasto al bracconaggio. Senza di loro non sarebbe possibile garantire l'equilibrio ambientale e la tutela di questa risorsa che è una risorsa non solo dei pescatori ma di tutta la nostra comunità.